Dopo gli eventi dei 2 giorni prima pensavamo che fosse una semplice burrasca, invece abbiamo dovuto e ringraziamo anzi la Protezione Civile che è immediatamente intervenuta, abbiamo avuto un supporto da loro e da decine di volontari che ci hanno consentito di sgomberare l'area. È una bufera di vento e pioggia quella che ha investito l'Alta Padovana intorno alle 13:40 di sabato. Da Vigonza a Cadonega, Villanova di Campo San Piero e poi nel Cittadellese il suo passaggio ha lasciato il segno. Passata la paura è iniziata la conta dei danni con un pellegrinaggio di cittadini, molti senza assicurazione privata, che vanno in comune. Anche questa mattina appunto ha portato diversi cittadini a rivolgersi al comune per capire se ci siano anche incentivi o qualche possibilità per poter ripristinare le loro proprietà che sono state appunto danneggiate. Hanno sentito appunto anche alcuni magari flash del telegiornale che ci sono delle possibilità grazie allo stato di calamità, ci stiamo adoperando in tal senso e quindi cerchiamo in breve tempo di dare risposta anche a questa esigenza. Ad aggiungere preoccupazione a preoccupazione a Villanova di Campo San Piero come a Cadoneghe, i cittadini si sono trovati a fronteggiare lunghe ore senza energia elettrica. Nel appunto temporale di mercoledì la zona di via Puccini è rimasta senza energia elettrica più o meno dalle ore 21 alle ore 7 della mattina seguente e lo stesso è accaduto appunto sabato rimanendo senza energia dalle 14 a più o meno le 23. Parte anche di Murelle Vecchie è stata interessata da questa mancanza di energia elettrica e appunto diverse ore senza poter avere l'alimentazione è un disagio veramente grande ai nostri giorni ormai. Ecco, voi siete in contatto con l'Enel, sindaco? Allora abbiamo avuto un contatto con l'ingegnere appunto di zona dell'Enel che ci ha assicurato che verranno a fare dei sopralluoghi per verificare come mai queste cabine elettriche sistematicamente hanno questo problema.